Festa dei lavoratori, corteo dei sindacati, concertoni ed eventi collaterali. Il cuore monitorato a distanza, nuova innovazione tecnologica per i pazienti del reparto di cardiologia del primario Caramanno. 4 giornate ad Agrigento per promuovere i prodotti locali, agricoli ed enogastronomici, prima tappa al Piazzale Caos, poi a Porta di Ponte. Dopo la prima proiezione a Roma, il film Bocche inutili per 1-2 giorni al Cinema Ciak di Agrigento, storie di donne che hanno vissuto l'Olocausto. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Dopo 2 anni di pausa pandemica tornano le iniziative legate al 1° maggio, festa dei lavoratori. Quest'anno si è tornati a ballare a Raffadali per il concertone. Immancabile la presenza dei sindacati per il tradizionale corteo. Non sono mancate iniziative collaterali come la mostra di auto e moto d'epoca. Stessa atmosfera anche nella vicina Canicattì. Ci sono i servizi. Sindaco, Raffadali si conferma la città della festa del 1° maggio. È una tradizione che dobbiamo mantenere perché fa parte della storia del nostro comune. Quest'anno specialmente perché in un momento di pace europea è necessario consacrare la pace per avere sviluppo e lavoro. Come si possono migliorare le condizioni lavorative appunto dei lavoratori, Sindaco? Ma è necessario non sprecare l'opportunità che ci sta dando la Comunità Europea con il PNRR, in modo tale da investire e investire bene, in modo tale che queste risorse possano tramutarsi in sviluppo ed economia. Vedere tutta questa gente dopo 2 anni di pandemia fa tanto piacere, Sindaco. Stiamo ricominciando a vivere. La libertà è una cosa che tutti aspettavamo, finalmente oggi, 1° maggio, togliamo anche le mascherine in luogo aperto, quindi è un buon segno di ripresa e speriamo di libertà. Un giorno importante per tutti i ricordi che abbiamo per la nostra storia, per la nostra libertà, per la lotta che ha fatto sempre questo Paese. Ha lottato sempre per il riscatto sociale di tutti i cittadini. Come si può fare per migliorare le condizioni lavorative? Bisogna essere molto impegnati e mettere impegno e buona volontà di chi amministra e trovare le soluzioni giuste che ci sono, si possono trovare. Impegno e buona volontà e volerle le cose, si trovano. Noi crediamo che dopo un ventennio di crisi economica e ora per ultimo dopo la pandemia anche la guerra si possa creare un patto per lo sviluppo, per il lavoro, dove è crollato il sistema globale dello sviluppo mondiale. Bisogna riequilibrare questo momento e bisogna farlo con tutti i protagonisti del mondo del lavoratore e dei lavoratori. Oggi siamo qua, Raffadali è l'esempio, la gente ha la necessità di uscire fuori, ha la necessità di spendere, il turismo può diventare una buona opportunità per la Sicilia e per l'Italia. E noi dobbiamo crederci, ognuno di noi deve fare la propria parte, viva il lavoro, viva il lavoratore, viva le imprese che danno la possibilità ai lavoratori di poter portare avanti. Piero, come si può fare per migliorare le condizioni lavorative? Il Presidente della Repubblica ha ricordato le tante vittime che ci sono sul lavoro. CNA assieme ad altre associazioni del datore di lavoro ha creato un protocollo d'intesa che sta portando avanti e lo sta portando anche negli enti bilaterali. L'EIBAS è un nostro ente che attraverso la sinergia di tutte le forze sociali ed economiche stanno mettendo in campo tante prestazioni a favore della sicurezza dei luoghi di lavoro. E questo deve essere il nostro momento di vanto, ma anche dobbiamo crederci tutti. Tutti i 1° maggio hanno un'importanza e da molti anni il 1° maggio determina le politiche mondiali, nazionali, diciamo, siciliane e anche qui del Raffadali. Si parte tutto sempre dal 1° maggio. Come si può fare per migliorare le condizioni lavorative? Innanzitutto bisogna superare questa fase, che è una fase molto delicata, prima attraverso la pandemia, ora con la guerra la situazione è difficile, bisogna lavorare e essere tutti assieme, uniti per superare questo brutto momento. Come si può fare per migliorare le condizioni lavorative appunto dei lavoratori? Questo momento così difficile è un tema molto caldo, perché quello che stiamo assistendo è una retrocessione, cioè tutte quelle
garanzie che sembravano mai acquisite vengono meno, perché c'è la frammentazione del mondo del lavoro a cui la politica ha fatto fatica e i sindacati ad adeguarsi. Ma speriamo bene e speriamo che il patrimonio della cultura di sinistra riesca a riagganciarsi alle masse e a tirar fuori quello che siamo sempre stati, cioè per i lavoratori, per i più deboli, per gli ultimi. Ma più che significato, io oggi sono veramente felice di essere qui perché sono in mezzo veramente a un popolo di amici e questo è anche il senso di questa festa, cioè l'unione, la libertà di essere se stessi. Quindi che dire, godiamoci questo giorno di festa, tra l'altro oggi quando vi è un sacco di restrizioni, infatti siamo così felici di essere qui tutti insieme a festeggiare. Quindi sono felice di essere a Raffadali, voglio bene tantissimo al popolo di Raffadali. Si vede tanta felicità proprio negli occhi delle persone, perché se lei dice che siete ritornati alla normalità, una festa può essere anche addolcita dalla sua buona musica. Beh, io ce la metto sempre tutta e dopo un sacco di tempo di restrizioni questa è l'occasione buona per suonare, per mettere in moto la musica e gli strumenti. Può essere un segno di libertà. Assolutamente sì. Una bella iniziativa quella di stamattina, lei è l'organizzatore, è sempre emozionante vedere tanti modelli d'auto e di moto d'epoca. È sempre emozionante, poi abbiamo deciso appunto oggi per il 1° maggio di invitare tantissimi amici con auto e moto d'epoca qui a Raffadali. Dopo siamo stati tantissimo fermi perché ci sono stati 2 anni di Covid come tutti sappiamo e questo è il 3° anno che siamo liberi finalmente. E riprendiamo con i raduni che ora ci saranno in giro, intanto iniziamo da Raffadali, abbiamo avuto oggi tantissima gente, si parla di 70 macchine iscritte, 25 moto, tutte auto storiche d'epoca e noi abbiamo messo tantissimo impegno per far sì che la festa riuscisse e sembra che anche il tempo ci sta accompagnando perché stamattina piovigginava. Però ora, insomma, tutto procede per il verso giusto. Il modello diciamo più anziano. Allora, il modello più anziano che abbiamo è una Mercedes A180 diesel del 1969 e questo ve lo preannuncio prima, ma è la moto la macchina che premieremo come auto più bella del raduno e faremo una premiazione poi fra un pochino, quindi l'attività non si ferma qua. Che costo può avere mantenere diciamo delle auto, delle moto d'epoca? Allora, il costo non è altissimo perché come assicurazione, come sappiamo, si paga pochissimo e come bullo proprio non si paga proprio, quindi è solo la fedeltà e l'amore di avere una macchina d'epoca, solo questo. Questa giornata cade in un momento di ripartenza, di ripresa e che noi abbiamo voluto coniugare con la solidarietà, perché un pensiero va rivolto a quello che succede oltre il nostro piccolo orticello, il pensiero alla guerra, al dramma delle popolazioni ucraine così martorizzate e quindi anche noi devolveremo una parte degli incassi alle famiglie tramite la Croce Rossa. Quindi è importante per noi in questo momento di aggregazione e di convivialità, perché la gente ha bisogno di condividere certi momenti, condividere le eccellenze gastronomiche, le eccellenze vitivinicole e quindi in un momento di incontro, come vedete questi sono dei momenti che la gente aspetta appunto perché vuole vivere, ritornare diciamo, a vivere una normalità che non abbiamo avuto in questi anni. E la festa di oggi spero che sia una giornata in cui la gente sia rilassata, si diverta ma anche rifletta, perché questo è un momento anche di una riflessione su quello che stiamo vivendo a livello mondiale, a livello europeo. È un
momento di festa per incontrare amici e clienti, per assaggiare tutti i vini di CVA Canicattì e anche le novità che sono arrivate quest'anno. Il Satari Rosé, un rosé a base nero d'avola, leggermente frizzante. Satari è ottenuto con una presa di spuma metodo italiano, quindi in autoclave, ed è un vino d'annata fresco per i giovani, un consumo fresco ed estivo. E poi la novità, che non è più una novità, è il 1934, che siamo alla seconda edizione. La prima annata uscita è stata il 19, quest'anno siamo usciti con l'annata 20, un vino di altissimo lignaggio, di grande qualità, ottenuto da un blend di Grillo e Chardonnay. Lo Chardonnay viene affinato in legno per 8 mesi e poi viene assemblato col Grillo, imbottigliato e venduto dopo 12 mesi di affinamento in bottiglia. Per noi della Lega delle Cooperative essere qui è assolutamente un dovere, oltre che un piacere. Sostenere le nostre cooperative nel percorso di diffusione dei principi mutualistici e del valore della cooperazione è per noi la nostra missione. Lo è ancora di più oggi, in un momento di ripartenza. Coltiviamo la ripartenza e la solidarietà è il titolo dell'iniziativa che la nostra cantina quest'anno ha dato al 1° maggio in cantina, e noi come Lega non possiamo che essere a sostegno di questa cantina, di tutte le nostre cantine che fanno agroalimentare in questa provincia, in cui sicuramente la cooperazione, per il proprio carattere anticiclico, può rappresentare ancora un elemento di sviluppo e di rilancio della nostra economia. Anche all'ospedale di Agrigento il cuore lo si monitora a distanza. Importante innovazione tecnologica nel reparto di cardiologia retto dal primario Giuseppe Caramanno. I dettagli nel servizio. Il reparto di cardiologia dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento compie un importante passo nella direzione della modernizzazione e dell'innovazione tecnologica. Da qualche giorno, infatti, i dispositivi cardiaci impiantati nel centro di aritmologia dell'unità complessa diretta da Giuseppe Caramanno possono essere controllati da remoto. Grazie a un dispositivo già consegnato ai primi 40 pazienti portatori di defibrillatori e pacemaker biventricolari, è adesso possibile un monitoraggio telemetrico a distanza, che consente la trasmissione dei dati direttamente al reparto di cardiologia di Agrigento. Il nuovo sistema di rilevazione permette di tenere ancor più sotto controllo i pazienti e controllarli immediatamente in caso di problemi rilevati dall'apparecchiatura. Da sempre punto di riferimento per l'impiantistica di pacemaker e defibrillatori, con circa 300 procedure all'anno, il reparto dispone anche da circa un anno di uno specifico ambulatorio cardiologico dedicato ai pazienti con problematiche aritmiche. In questo contesto, grazie soprattutto all'impegno dei dottori Catalano, Di Rosa e Casalicchio, si è riusciti a diversificare progressivamente l'attività grazie all'impianto di defibrillatori sottocutanei, monitor cardiaci e all'avvio del trattamento delle aritmie cardiache mediante l'ablazione e la radiofrequenza. L'innovazione tecnologica applicata ai reparti di cura, afferma il commissario straordinario dell'ASP, Mario Zappia, si traduce in un vero progresso e produce risultati tangibili nell'incrementare la qualità delle prestazioni erogate. Con questa consapevolezza l'azienda sanitaria provinciale di Agrigento sta investendo risorse importanti al fine di dotare i reparti ospedalieri di strumenti e attrezzature di ultima generazione. Le ultime notizie in tempo reale sul Covid. Sono scattate le nuove regole su mascherine e Green Pass, addio alla certificazione verde quasi ovunque, mentre l'obbligo di indossare le mascherine decade nei bar, ristoranti e sui luoghi di lavoro. Resta per il personale delle strutture sanitarie, raccomandata nei luoghi al chiuso e aperti al pubblico. Vediamo. Da ieri in Italia le mascherine non sono più obbligatorie in molti spazi al chiuso. Il Green Pass non serve praticamente più a nulla, ma il Covid circola ancora e tutti, a partire dal Ministero della Salute, raccomandano
di insistere con l'utilizzo della mascherina in tutte le occasioni in cui si rischia il contagio. La situazione negli ospedali sul fronte Covid è più che gestibile, segno che l'emergenza è ormai alle spalle, grazie alla campagna vaccinale che protegge dalle forme di malattia più gravi a fronte delle nuove varianti che hanno soppiantato nel tempo il ceppo di Wuhan e poi quello Delta. In ospedale chi viene ricoverato all'interno dei reparti Covid molto più spesso, oggi come oggi, ci finisce non a causa dei deficit respiratori legati alle complicanze del virus SARS-CoV-2. Le polmoniti interstiziali bilaterali ci sono ancora, ma sono sempre più rare. Ma procediamo con ordine e vediamo quali sono, in sintesi, le principali novità decise dal duo Speranza-Draghi. Sul fronte dei dispositivi per coprire naso e bocca saranno ancora obbligatori per almeno altri 45 giorni per salire su autobus, metro, treno, traghetto ed aereo. E poi per entrare in cinema, teatri, palazzetti, non allo stadio, ovviamente per andare a visitare un parente in un ospedale o in una residenza per anziani. Mascherine obbligatorie anche a scuola sino alla fine dell'anno scolastico per gli studenti di tutti gli ordini e gradi dai 6 anni in su. Non bisogna indossare la mascherina obbligatoriamente per entrare o uscire dai locali o quando ci si alza per andare ai servizi. Per esercenti, camerieri e baristi sono previste attualmente le mascherine in base al protocollo di sicurezza che verrà modificato il 4 maggio prossimo. Nei luoghi di lavoro privati dunque valgono per ora protocolli tra imprese e sindacato vecchi ormai dei 2 anni e rinnovati soltanto un anno fa. L'obbligo potrebbe diventare una raccomandazione realisticamente parlando. Nei luoghi dello svago al chiuso non sarà invece più richiesto alcun Green Pass, né quello super né quello basico, il che vuol dire che si potrà accedere liberamente senza dover mostrare alcun certificato tanto negli stadi che ai concertoni. Niente Green Pass nemmeno per concorsi pubblici, mense, per frequentare palestre e piscine al chiuso, partecipare a feste e cerimonie, ma comunque il certificato verde non cessa di esistere. Il certificato di vaccinazione o guarigione necessario ancora per viaggiare all'estero. Le regole cambiano a seconda dei paesi di destinazione, ma il certificato continua ad essere necessario per l'ingresso nei paesi dell'Unione Europea. In autunno SARS-CoV-2 tornerà a rialzare la testa, come ha fatto negli ultimi 2 anni, perché ormai è tra di noi. Ma se continueremo a fare le dosi di richiamo di vaccino a chi lo vorrà, spero il più alto numero di persone possibile, è ragionevole pensare che non avremo un impatto pesante come nel 2020 e nel 2021, cioè come nelle prime 3 ondate. Per questo niente pessimismo, ma consapevolezza di quello che abbiamo vissuto, dice all'ADN Cronos Salute Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, secondo il quale in autunno, anche con il ritorno del virus, non si tornerà al Green Pass o alla mascherina obbligatoria. Per l'infettivologo genovese, dunque, è probabile che quella che arriverà in autunno sarà un'ondata un po' minore di quella di quest'anno. Da qui all'autunno tutto può accadere, può cambiare, può anche succedere che il virus muti ancora e salti fuori una variante con caratteristiche meno preoccupanti. Non dobbiamo pensare solo in negativo, ma può anche succedere, al contrario, che ci siano varianti più patogene. Non lo sappiamo e non possiamo dire che l'allentamento delle misure di oggi influisca sull'autunno, dice Massimo Galli, ex direttore di malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano. L'ammorbidimento inciderà invece sulla circolazione del virus attuale, che continua ad essere importante. Se la domanda è il virus sarà sparito in autunno, la risposta è dubito fortemente. Il virologo dell'Università Statale di Milano Fabrizio Pregliasco, sempre all'ADN Cronos Salute, commenta i rischi legati all'allentamento delle misure anti-Covid. A meno dell'arrivo di una variante con caratteristiche negative, secondo Pregliasco lo scenario autunnale vedrà un andamento endemico e ciclico con un virus più buono. Il presidente della regione siciliana, Nello Musumeci, intervenuto alla conferenza di Fratelli d'Italia al Mico di Milano, ha ricordato i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nell'anno del 30° anniversario della loro morte. Vediamo. In Sicilia oggi si parla il linguaggio della legalità. Lo dico oggi, a 30 anni dalla stagione delle stragi che hanno visto morire decine di uomini e donne in divisa e magistrati fra i tanti come Falcone e Borsellino. Le toghe insanguinate
di Falcone e Borsellino e di tanti altri servitori dello Stato costituiscono ancora un punto di riferimento per i giovani, in una regione dove fino allora si era convinti che la lotta alla mafia fosse soltanto un problema della polizia, dei carabinieri e dei magistrati. Oggi questa consapevolezza di doverci tutti trovare nella trincea della lotta alla mafia e contro ogni criminalità è stata contaminante. Siamo tutti pronti a celebrare i 30 anni di quella stagione. Lo faccio con un ricordo particolare e personale del giudice Paolo Borsellino, che ho incontrato a Siracusa nel 1990. In quella occasione Borsellino disse a noi, giovani e meno giovani: non abbandonate mai i valori ideali. Vi vedo davanti a me giovani e fieri sostenitori delle vostre belle idee e della vostra visione del mondo. L'augurio di cuore che sento di farvi, ragazzi, è quello di incontrarvi nuovamente, magari tra 20 anni, e ritrovarvi con i capelli più grigi, ma con lo stesso sguardo pulito e con gli stessi sentimenti d'amore per la patria. Sono parole che non ho mai dimenticato. Oggi il mio movimento, che si ispira ad una frase detta da Paolo Borsellino dopo la strage di Falcone, quando alla vedova Schifani, che voleva lasciare l'isola, disse: no, lei non può farlo, signora, perché questa isola, nonostante la mafia, nonostante la violenza, nonostante il livore, nonostante tutto, un giorno diventerà bellissima. Ad Agrigento nei giorni 7 e 8 maggio al Piazzale Caos e poi anche il 28 e 29 maggio a Porta di Ponte l'iniziativa dal titolo Emporio Sicilia Arte e Natura si pone l'obiettivo di valorizzare e promuovere i prodotti agricoli, enogastronomici ed identitari della Sicilia. Stamani la conferenza stampa di presentazione dell'evento. Il nostro direttore Arturo Cantella. Presentata stamani la vetrina per valorizzare e promuovere i prodotti agricoli, enogastronomici e creativi identitari della nostra Sicilia. L'evento, promosso dall'Associazione Culturale Il Cerchio, gestore del Parco Letterario Luigi Pirandello, è patrocinato dall'Assessorato regionale all'agricoltura e dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, realizzato in collaborazione con il Comune di Agrigento e altri enti locali titolari del Parco Letterario, alla presenza del sindaco della città e di Alaimo Di Loro. Per 4 giorni, il 7 e l'8 maggio in Piazzale Caos e poi il 28 e il 29 maggio per la prima volta in Piazzale Alto Moro a Porta di Ponte, verrà allestita un'esposizione di prodotti agricoli, agroalimentari, biologici provenienti direttamente dai produttori, ma anche artigianali, creativi e solidali. Oggi è un'iniziativa importantissima. Agrigento si risveglia anche dal punto enogastronomico, è un periodo post-pandemico e quindi è importantissimo che la vita possa riprendono anche queste attività. Si parla di biologico, ci saranno appunto dei produttori che direttamente dalla terra presenteranno i loro prodotti, come dicevano qua anche gli altri che sono qui accanto a me presenti oggi. È importantissimo, ci siamo distaccati dalla terra, cerchiamo invece di ritornare alle nostre origini, cerchiamo di curare anche le nostre tradizioni. Si parla sempre di cultura, di arte, si parla di storia, ma anche questa è la nostra storia, l'enogastronomia. La Sicilia è ai primi posti, per quanto riguarda anche il biologico siamo avanti. Io penso che un'iniziativa del genere è lodevole e lusingato di fare parte di questa grande squadra. Ci saranno prima sarà al Piazzale Caos e poi anche a Porta di Ponte, è la prima volta, quindi penso che anche al centro della nostra città, proprio nel centro, nel cuore, all'ingresso della via Atenea, penso che di meglio non si poteva trovare. Abbiamo apprezzato e abbiamo partecipato a questa iniziativa della Regione Siciliana, soprattutto del suo assessorato all'agricoltura, alle risorse agricole, agrarie e alla pesca, per cercare di
riportare su qualcosa che purtroppo è in crisi come tante altre attività dopo questi 2 anni di pandemia. L'agricoltura, non solo quella biologica, ma in generale il prodotto agricolo, il prodotto agroalimentare. Ci sarà quindi la possibilità di presentare, ma anche di vendere, perché le aziende hanno bisogno di farsi conoscere, ma anche di cercare di migliorare dal punto di vista della quantità economica del loro prodotto. E questo ci ha subito coinvolti in questa iniziativa. Noi siamo già vecchi di questo, infatti il marchio è sempre lo stesso, Emporio Arte e Natura. Ci saranno anche produttori artigianali e creativi, quindi sarà, come ha detto il sindaco, una cosa che è una filiera che parte dall'agricoltura e porta alla cultura. La cultura che infatti sarà trattata in 2 momenti, la mattina del 7 e la mattina dell'8, la mattina del 7 con la letteratura siciliana del verismo, che è stata la nostra storia, è la nostra storia, che ha coinvolto persino Pirandello. E poi Vita nei campi, proietteremo anche il film La Giara dei fratelli Taviani, quel brano di 25 minuti, balleremo addirittura la ballata dei fratelli Taviani della Giara, perché dobbiamo coinvolgere il pubblico, dobbiamo coinvolgere non solo i visitatori che entreranno gratuitamente, ma anche i produttori che saranno per conto della regione, non pagheranno spazio pubblico, questo è bene chiarirlo, e questi, sia quelli che hanno aderito che ancora negli ultimi giorni aderiranno. La data è il 7 e l'8 di maggio a Piazzale Caos e poi a fine mese 28 e 29 maggio. Commercio equo e solidale, prodotti biologici al centro di questa iniziativa. Sì, la filiera corta e l'agricoltura biologica è una risposta strategica ad ogni situazione di crisi. Noi abbiamo una grande storia, una grande tradizione di un'agricoltura di qualità che produce eccellenze, ma che produce anche sostentamento per tutta la popolazione regionale e nazionale. Il biologico è il metodo che risponde a tutti i dettami attuali, quelli che riguardano la sostenibilità, l'utilizzazione di fonti rinnovabili, il ricongiungimento con quella che è la madre terra e la natura in generale. Le crisi servono anche a riflettere e questo è il momento della riflessione. Noi siamo la prima regione del biologico italiano e l'Italia è una delle principali protagoniste del biologico europeo. Quindi noi abbiamo già un modello virtuoso che è capace di rispondere in maniera salutistica alle esigenze di una corretta alimentazione. Se impariamo a fare questo, accorciando le filiere, ed è questo l'obiettivo di questo progetto, non facciamo altro che rispondere a questa esigenza. Il bio per tutti è il titolo del progetto di filiera corta che si inserisce all'interno di questo grande e bellissimo progetto di Emporio Sicilia. Truffa sugli eventi culturali e domiciliari, l'ex consigliere comunale di Palermo e un cantante. I dettagli nel servizio. Siamo a Palermo e un'inchiesta svela pesanti irregolarità nell'organizzazione di alcuni spettacoli ed eventi pubblici. L'indagine della sezione anticorruzione della squadra mobile, coordinata dal pool diretto dal procuratore aggiunto Sergio De Montis, nasce dalla denuncia di un funzionario del comune che racconta di aver subito pressioni ed intimidazioni da parte dell'ex consigliere comunale Giulio Cusumano e dell'artista Alessio Scarlata per favorire associazioni culturali a loro amiche operanti nel mondo teatrale palermitano, spiega infatti la polizia nel comunicato pervenutoci stamane. I 2 indagati sono adesso finiti agli arresti domiciliari. Cusumano, eletto nella lista civica Palermo 2022, è rimasto a Palazzo delle Aquile fino a luglio dell'anno scorso, quando poi si è dimesso per passare ad azione. L'inchiesta, denominata
cala il sipario, si è concentrata sulla manifestazione Palermo Città della Cultura 2018. Ai 2 arrestati viene contestato infatti di essere stati gestori di fatto di alcune associazioni culturali ed organizzatori occulti di progetti. In questa veste avrebbero ottenuto la liquidazione di un finanziamento da parte della Fondazione Sant'Elia, presentando una mendace rendicontazione contabile contenente una falsa documentazione fiscale. Questa la contestazione. Sarebbero stati attestati costi inesistenti o palesemente gonfiati per l'allestimento di alcune iniziative. Le somme ricevute sarebbero state utilizzate invece per saldare debiti personali o per regali ad amici e parenti. Stessa contestazione per un altro progetto realizzato all'interno della casa circondariale palermitana di Pagliarelli, destinato ai detenuti ed alle loro famiglie. Sarebbe stato predisposto un rendiconto al comune con 2 documenti del tutto falsi che attestavano costi mai sostenuti. Cusumano è accusato anche di indebite ingerenze nelle procedure amministrative dello sportello unico, attività produttive del comune di Palermo. Irregolarità sono state riscontrate nell'applicazione delle sanzioni amministrative. Cusumano sarebbe intervenuto per bloccarle attraverso falsi certificati medici. Nell'inchiesta è emerso il coinvolgimento di ulteriori 15 persone. Sono i rappresentanti legali e i referenti di associazioni attive nel mondo teatrale e culturale palermitano, indagati anche i titolari di alcune licenze comunali e medici. Condannato a una pena di reclusione al carcere Pasquale di Lorenzo di Agrigento, percepiva il reddito di cittadinanza. Protagonista della vicenda un 51enne di San Biagio Platani che è stato denunciato dai carabinieri della stazione locale, oltre che nei suoi confronti la denuncia è scattata anche per un 30enne di Casteltermini perché avrebbe presentato la domanda per conto del detenuto. Secondo la legge non è possibile percepire il reddito di cittadinanza se si è stati condannati o si è sottoposti a una misura cautelare o personale, come nel caso del 51enne. Entrambi gli indagati sono stati dunque denunciati per falsità materiale e truffa aggravata in concorso ai danni dello Stato. Bocche inutili, questo è il titolo di un film, evento sull'Olocausto, proiettato al Cinema Ciak di Agrigento. Si tratta di storie reali sulle donne nei lager e la femminilità negata. È Eugenio Cairone. Il regista Claudio Uberti ha eseguito un lavoro con notevole maestria, davvero eccellente, con un cast di bravissime attrici, oltre che bellissime donne. Uberti ha saputo cogliere la cruda realtà di un campo di concentramento e la ferocia di chi aveva ritenuto di essere padrone della dignità umana, usando ogni forma di violenza inaudita. Ed ha ragione la piccola Greta, figlia di Tonino Moscat, protagonista anche lei nel film, quando dice che la pellicola serve anzitutto a far riflettere. Stiamo parlando del film Bocche inutili del regista Claudio Uberti, prodotto dai favaresi Angelisa Castronovo e Tonino Moscat. La sala del Cinema Ciak ad Agrigento ha visto il pienone per i 2 giorni di presentazione del film, che è già un successo in tutta Italia. Presenti alla proiezione, insieme ai produttori, anche la protagonista del film, Margot Sicaboniai, e Lavinia Cipriani, oltre alla piccola Greta. Presenti anche il sindaco di Favara Antonio Palumpo e il suo vice Antonio Liotta, che al termine della proiezione si sono soffermati sui maltrattamenti subiti dalle donne nel film, ma anche nella realtà di ogni giorno. Ma è il campo di concentramento di Fossoli a lasciare in sala tutti sgomenti, e l'applauso alla fine è quasi un atto dovuto nei confronti di quello che è senza dubbio un capolavoro. Il sindaco Palumpo ha strappato una promessa a Tonino Moscat, quella di una serata a Favara, per rivedere il film e magari, e sarebbe una bella sorpresa, assieme al regista e alle altre protagoniste. Sarebbe sicuramente un evento da non perdere. Questo per noi è stato un ritornare a casa. Abbiamo lavorato tanto, abbiamo fatto una lunga produzione, abbiamo girato in questi giorni l'Italia in tantissime sale, però con Angelisa abbiamo deciso di fare questi 2 giorni qui, riportando a casa quelle che sono le nostre emozioni, quello che è il nostro lavoro, quello che è il nostro vissuto, quello che è
quel tentativo di raccontare memoria, di riportare memoria, quel ricorda, è un ricorda non solo detto all'attrice protagonista, ma un ricorda detto a ognuno di noi, alle nostre coscienze, ai nostri figli, e questo è l'obiettivo che ci siamo dati. Siamo molto felici e orgogliosi del fatto che in queste ore ci stanno chiamando tantissime sale d'Italia che rivogliono il film, tantissimi festival che vogliono questo film, per cui siamo molto soddisfatti di aver creato quel ricordo. Per noi era l'obiettivo più grande. Era giusto vederlo prima, no? Perché Ester è una donna talmente incredibile. Io quando ho letto questa sceneggiatura mi sono detta non ho mai letto qualcosa di così bello e necessario. C'erano cose che io non sapevo ci fosse stato un campo a Fossoli nel nostro paese, che era un campo di smistamento, io non lo sapevo. Non sapevo ci fosse un campo di sole donne a Ravensbrück, io queste cose non le sapevo, quindi quando ho letto questa sceneggiatura e questa donna che con un coraggio incredibile si attaccava alla vita e all'umanità e alla luce, cioè la responsabilità mi spaventava tantissimo, ma sentivo che non potevo dire di no, che era mia responsabilità dire di sì, e quindi ho fatto tantissimo studio, tantissima ricerca chiaramente, però non credo basti, no? Cioè, come dire, come si fa? E quindi l'unica cosa che potevo fare era dare tutto quello che io avevo e conoscevo della vita, e mi sono completamente, come dire, veramente regalata a lei, perché era l'unico modo che potevo affrontare questo ruolo, che era un regalo. Questo è un ruolo regalo. Io ringrazio tantissimo Claudio perché ha creduto in me, tantissimo la produzione, tantissimo le mie compagne di viaggio, come tutta la troupe che era veramente lì presente. Una cosa meravigliosa, io recito da quando ho 11 anni, quindi un po' i set li conosco, ma quel set era veramente, tutti sapevano che era necessario fare questo film, quindi tutti, ogni giorno a 50 gradi sotto questa baracca, tutti i giorni eravamo lì che davamo ogni singolo cellula di noi, e penso che alla fine il coraggio di questo film, che non ha grandi mezzi, no, sia proprio nell'umanità che ognuno ha messo. Grazie tantissimo per essere qui, davvero tanto. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Dalla Turchia ad Agrigento per un progetto Erasmus in tandem con l'Istituto Gallo di Agrigento. Il nostro direttore Arturo Cantella. Un evento importante oggi, l'incontro con le scuole degli istituti Erasmus, un evento sicuramente che si articolerà in varie iniziative. Come si svolgeranno, Presi? Stamattina abbiamo 4 gruppi provenienti dalla Turchia, dalla Grecia, dalla Spagna e dal Portogallo. Si trovano in Agrigento per quella mobilità prevista dal progetto Erasmus. È un progetto ambizioso, noi ci siamo legati al coordinamento con la Turchia proprio perché attraverso questo progetto i ragazzi possano, diciamo, avere della sicurezza informatica. Il progetto infatti è security, sicurezza informatica, specialmente in questi 2 anni di pandemia che noi abbiamo avuto e che i ragazzi sono stati più soggetti ad avere il telefonino in mano chiuso a casa. Quindi i ragazzi sono portatori di cultura, di competenze, alla fine sono gli uomini della società futura, pertanto devono capire quello che è corretto con internet e quello che non è corretto. Questo progetto non ha il momento solo della mobilità, ma ogni mese sono fatte delle attività su internet con questi 4 paesi e i ragazzi abbiamo visto che in questo anno di pandemia sono cresciuti tantissimo in competenze. Ho accanto a me la rappresentante della Turchia, che diciamo un po' è pilota nostra, in quanto ci ha aiutato in tante cose. Il nostro docente è andato in Turchia già a novembre, poi noi faremo degli spostamenti, ma dopo altri percorsi formativi, perché qua in Sicilia hanno una settimana intensa, pomeriggio alla Valle dei Templi, domani mattina al lavoro qua a scuola, il pomeriggio andranno al centro storico, il mercoledì andranno a Palermo, sempre seguiti da guide turistiche che possono far vedere oltre le bellezze la cultura nostra, la Sicilia e tutto quello che c'è da vedere.
ci sta trovando lei in un momento di arte culinaria, visto che ha fatto delle fotografie. Abbiamo tentato stamattina attraverso il buffet di far capire com'è una colazione all'italiana. Pomeriggio andranno alla Colimpetra, si porteranno anche il pranzo costruito e preparato dai nostri ragazzi dell'alberghiero per capire ancora usanze e tutto quello che c'è da capire rispetto sia alla scuola, sia alla Sicilia, sia ad Agrigento che alla Sicilia. Yes, Filiz, my name is Filiz. I am from Turkey. I am coordinator of the project. We aim to equip all teachers and students about safer use of internet, and we want to introduce all students new cultures and new places. For this reason, we made this project. Erasmus is a chance for our students to meet and come together and do something together. Thank you to principal for nice hosting us, to Bruno and Cristina and Claudia, Marta. Thanks to all teachers, all Italian teachers and students for hosting us. Thank you very much. In occasione della Giornata Mondiale della Libertà di Stampa, oggi alle 18 in videoconferenza, disponibile anche sulla pagina Facebook La Dante Agrigento, il Comitato di Agrigento della Società Dante Alighieri, presieduto da Enza Ierna, propone un incontro culturale intitolato La libertà di stampa e media locali. Presenti anche il sindaco di Agrigento Franco Miccichè, il presidente del Consorzio Universitario della Città dei Templi, Nenè Mangiacavallo. È stato il ristorante Il Mangione di Raffadali, con il duo Massimiliano Gallo e Andrea Barba, ad aggiudicarsi il primo posto della seconda edizione di Agrigento Cooking Show, una competizione tra ristoranti e videomaker. Invece ha ottenuto il secondo posto Osteria del Vicolo di Sciacca con Arte 21, terzo classificato Granofino di Agrigento con Salvo La Rocca. I tre finalisti ieri sera al Palacongressi di Agrigento hanno partecipato portando ciascuno un piatto da preparare in 40 minuti innanzi alla giuria composta da 15 esperti. La prima selezione era avvenuta tramite votazione su Instagram. Vediamo. Emozionati per questo successo? Tantissimo, non ce l'aspettavamo di andare in finale, non ci aspettavamo di vincere, però è stata davvero una bella esperienza, l'abbiamo portata a casa. Ecco, secondo te che cos'è che ha convinto la giuria? La pasta era qualcosa di straordinario, perché io nella norma ci tengo davvero, l'ho portata sempre con me, dentro il mio cuore, e quindi ogni volta che la realizzo metto un amore allucinante, davvero. Esprimo tutto il mio amore e la mia passione su questa pasta. Dai, sveliamo qualche segreto di questo piatto. Il trucco e il segreto è la salsa di pomodoro e la melanzana perlina. La salsa di pomodoro è il cavallo, l'ingrediente di battaglia, che è qualcosa di straordinario. Senti, voi di norma siete sempre in competizione tra di voi, però c'è bisogno anche di questi eventi. Sì. Ci sprona, ci fa divertire e ci sta. A chi lo dedicate questo premio? A noi stessi, a tutti i sacrifici che abbiamo fatto, continuiamo a fare e per il duro lavoro. Progetti per il futuro? Tantissimi. Ad esempio, a cominciare da quest'estate? Per dopo l'estate, espandere il nostro marchio e quindi diventare sempre più grandi. Calcio, l'Acragas batte all'Esseneto l'Enna 2-0 e conquista il pass diretto per la finale regionale dei playoff per la promozione in Serie D. I biancazzurri hanno concluso la stagione regolare al secondo posto con 10 punti di scarto dalla quinta classificata. Carmelo Lentini. Obiettivo centrato per l'Acragas del tecnico Nicolò Terranova, che superando l'Enna con il più classico dei risultati mantiene il distacco di 10 punti dalla quinta classificata e salta la semifinale playoff accedendo direttamente alla finale regionale contro la vincente di Don Carlo Misilmeri
Pro Favara. Un plauso dunque ai vincitori, ma onore ai vinti neroverdi, che pur giocando in inferiorità numerica per circa 80 minuti ha saputo arginare le folate offensive dei padroni di casa. Senza Agostino De Luca, Milizio Tosto, Diarra, tutti squalificati ed anche qualche infortunato, l'Enna ha cercato di reagire come meglio non poteva ed i sostituti non hanno affatto demeritato. Akragas subito davanti, grazie alla buona verve di Prestia, una vera spina al fianco della difesa ospite, che al quarto minuto sfiora il vantaggio con Pavisic su errata uscita del portiere Dolenti. Padroni di casa che insistono in avanti ed ottengono un calcio d'angolo. Cross in area di Prestia, si susseguono una serie di rinvii, poi il pallone che sta per entrare in rete e sulla linea di porta una mano la mette fuori. È quella di Amaya, che pescato in flagranza subisce la doppia punizione, calcio di rigore ed espulsione. Dagli 11 metri Pavisic fa centro. Adesso in inferiorità numerica la situazione si complica parecchio per la squadra del tecnico Pippo Strano, che fatica non poco nel tentativo di rassettare gli equilibri in campo. Al 25esimo reazione dell'Enna con lo sgusciante Graziano che si presenta in area cragantina ma viene anticipato da Tuniz in calcio d'angolo. Al 27esimo l'Akragas fa bis in contropiede. Azione veloce di Prestia, una serie di tentativi respinti dalla difesa neroverde, interviene Piuca con un bolide dai 25 metri e pallone che si infila nell'angolo basso dell'incolpevole portiere Dolenti. Esplode l'Essereto e sulle ali dell'entusiasmo l'Akragas cerca il tris. Al 42esimo un assist di Tarantino dalla sinistra trova pronto Pavisic a deviare di testa, ma questa volta è bravo Dolenti alla parata. Nei secondi 45 minuti l'Akragas tira un po' i remi in barca, ne approfitta l'Enna per farsi sotto, ma non succede nulla di concreto. In contropiede invece è la compagine biancazzurra a collezionare 2 palle gol con Strano al 48esimo con un colpo di testa che Dolenti para e al 53esimo con lo stesso Pavisic di testa che sfiora il montante. A pochi minuti dalla fine, all'83esimo, viene annullata una rete di testa di Strano per fuorigioco. Non succederà più nulla sino alla fine e dal triplice fischio finale euforia sugli spalti e i giocatori sotto la curva a festeggiare con i propri tifosi. L'appuntamento adesso è per domenica 15 maggio per la finale del Girone A siciliano. La finale playoff tra Akragas, che salta la semifinale per differenza punti, e la vincitrice di Don Carlo Misilmeni Pro Favara si disputerà allo stadio Esseneto domenica appunto 15 maggio come da regolamento. La vittoria dell'Akragas mette a tacere la vittoria della Mazzarese, che ha superato con il minimo scarto la Nissa, quindi Don Carlo Misilmeni Pro Favara sarà questa la finale in programma. E domenica prossima 8 maggio proprio sul campo del Misilmeri. In quest'ultima giornata vittoria a son di reti del Canicattì con l'Oratorio Marineo, mentre il Mazzara vince fuori casa con il Cus Palermo. Conclude positivamente l'Unitas Sciacca che pareggia a Montello con la locale Parmonval, goleata invece del Don Carlo Misilmeri che rifila ben 8 reti al malcapitato Marsala. Anche la Pro Favara si impone facilmente a Casteltermini per 1-4 con una tripletta di Gambino. Per quanto riguarda la zona bassa della classifica, retrocedono in promozione Cus Palermo e Casteltermini, mentre per la terza retrocessione si deve attendere l'esito del play-out che si disputerà tra Monreale e Marsala. Mister, missione compiuta, l'Akragas batte l'Enna e vola in finale regionale dei play-off, un bel traguardo. Sì, il giusto premio per un finale di stagione da Akragas, merito di questi ragazzi, merito di questa società che ci sta mettendo nelle condizioni di rendere al massimo, di rendere al meglio, quindi adesso ci apprestiamo ad affrontare la finale diretta e quindi avremo una settimana per staccare un po' la spina, dai. Che partita è stata oggi contro l'Enna? Una partita che si è messa subito bene, per come l'avevamo preparata, tra l'altro poi la gara è stata gestita bene dai ragazzi, se riusciamo a crescere in mentalità ce la potremo giocare con chiunque. Presidente, missione compiuta per l'Akragas che raggiunge la finale regionale dei playoff, oggi la vittoria netta 2-0 contro l'Enna.
Sì, oggi abbiamo dimostrato di essere una grande squadra, abbiamo fatto una partita, abbiamo controllato la partita contro un avversario che era ostico, una squadra quadrata, e abbiamo compiuto la missione. Soddisfatto della presenza del pubblico all'Esseneto? Diciamo di sì, era una giornata di sabato, molti lavoravano, però diciamo che sono soddisfatto. L'obiettivo è la promozione in Serie D, adesso spazio e playoff. Noi ce la metteremo tutta, vediamo che succede. Forza Agragas! Volley femminile per la 6 a Paragona, la salvezza si allontana. Gialloblu sconfitti in casa al Pala nel derby contro Rizzotti Catania. Vediamo. Coach Giangrossi, proviamo a spiegare questa sconfitta in casa contro Catania. Si allontana tantissimo adesso la salvezza. Non so se la matematica già ci dice che sia impossibile, però insomma anche se la matematica ancora non ci dà per retrocessi e veramente ci vuole un allineamento astrale. Noi sapevamo che questa era una partita che ci doveva portare in dote i 3 punti come tutte quelle precedenti e come la prossima, e abbiamo lavorato tutto l'ultimo mese in quest'ottica. Purtroppo l'ultima settimana di rientro dalla partita con il Vicenza non è stata una buona settimana da questo punto di vista. Adesso prima della partita non ce lo siamo detti, però adesso la partita è passata, quindi non è più un alibi. Insomma, abbiamo avuto l'infermeria super piena per tutta la settimana a causa virus e oggi l'abbiamo pagata perché di energie non ne avevamo proprio. Cioè fisicamente facevamo tanta fatica a stare in campo, a tenere le azioni lunghe, a tenere alto il livello di attenzione. Ci siamo guardati in faccia, abbiamo detto che dovevamo comunque trovare energie dove non c'erano, ma a parole è facile, poi con i fatti bisogna comunque lottare contro una squadra che aveva la tua stessa voglia di vincere, anzi loro hanno dimostrato che sono una squadra che non molla mai, quindi sai, oggi era proprio difficile dal punto di vista sportivo fare un buon risultato, bisognava fare qualcosa di eccezionale. Peccato per il secondo set, c'è un po' di rammarico perché abbiamo avuto la possibilità di andare sull'1 pari e forse lì la potevamo girare visto poi l'andamento del terzo e del quarto, e al quinto set avevamo finito, non ne avevamo proprio più, eravamo molto stanchi e abbiamo pagato tutto quello che è stata la settimana che è passata in questo modo. È un gran peccato, adesso cerchiamo di recuperare un paio di giorni perché ne abbiamo bisogno, perché è inutile lavorare quando non ci sono le energie per farlo, e poi proviamo a fare il rush finale fino a sabato e a onorare il campionato, perché comunque la Pulsalvezza ci dice che abbiamo fatto punti in 5 partite su 7, 4 vittorie, come rollino di marcia siamo la miglior squadra della Pulsalvezza insieme a Marsala, quindi se il regolamento fosse stato diverso parlavamo di un'altra classifica, però insomma bisogna prendere quello che c'è, questo è lo sport. Grande merito a Catania che nonostante probabilmente avesse meno chance di salvarsi comunque ha provato a vincere la partita fino alla fine e noi insomma abbiamo perso un'occasione ma non perché mentre nella partita d'andata qualche recriminazione ce l'ho per come l'abbiamo affrontata. Oggi abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, più di così non penso che potessi chiedere alle ragazze onestamente, mi dispiace per il pubblico, mi dispiace per le persone che ci credevano tanto, però in coscienza mi sento tranquillo, penso che abbiamo fatto quel che potevamo fare, insomma, quindi veramente brave a affrontare una partita oggi dopo tutto quello che abbiamo passato questa settimana. Coach, Catania sbanca il Palamoncada, batte Aragona al tie break e si regala un'altra speranza per la salvezza. Sì, noi lottiamo fino alla fine, come dice la canzone, il jingle della Lega, fino a che la palla non cadrà, e abbiamo fatto 2 primi set importanti, poi è salita la Zakovic e siamo un pochettino calati, avevamo una situazione di salute
della Bulaic non troppo buona, quindi siamo riusciti a gestirla e poi ne abbiamo usufruito nel quinto set, comunque ottimamente sostituita da Oggioni, quindi siamo riusciti a fare squadra e portare a casa il risultato. Questa vittoria per voi cosa rappresenta? Che valore ha? E è sempre una speranza di portare comunque a casa una salvezza che per la società e per tutti noi sarebbe veramente importantissima. Basket Serie B, la Fortitudo Agrigento soffre ma vince in trasferta a Bisceglie 68-73. Arriva così per i biancazzurri la vittoria numero 26 stagione, di cui 21 consecutive. In vista di playoff per la promozione in A2 torna Lorenzo Ambrosin ad annunciare l'importante acquisto e la società. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.